Buongiorno a tutti ragazzi, l'Artico purtroppo è ancora in fiamme, quindi tutti questi boschi ragazzi da settimane stanno peggiorando le cose. Vi ricordate, avevo detto che erano 3 milioni gli ettari che erano stati bruciati, diciamo, dalle fiamme in Siberia. E beh ragazzi, questa volta stiamo a 4 milioni di ettari, quindi la situazione sta peggiorando di brutto, quindi si è passato a un altro milione di ettari di alberi come sto mostrando in questa foto che sono stati bruciati. Quindi sta aumentando anche il rischio a livello climatico perché ci sono troppa anidride carbonica che sta andando nei cieli di tutto il mondo. Poi in effetti non è che sarà solo un problema, diciamo, dell'Artico, della Siberia, della Groenlandia, eccetera, eccetera. Quindi un tale disastro, ragazzi, non si era mai visto, mai registrato. È la prima volta che va in fumo 4 milioni di ettari di boschi. Quindi sarà un inquinamento, diciamo, mostruoso, ragazzi. 4 milioni di ettari, ragazzi, sono tanti. È come, faccio un esempio, la nazione tipo del Belgio intera. Pensate che il Belgio intero sta andando in fumo, tanto per fare una cosa così, per dire che sta succedendo lì. Quindi ragazzi, davvero un casino. Anche Trump ha annunciato che aiuterà la Russia a spegnere questi incendi. Adesso stanno cercando di far piovere, cioè vogliono mettere delle sostanze, diciamo, nei cieli e indurre la pioggia, perché con gli aerei, ragazzi, non stanno facendo proprio nulla. Infatti la situazione sta peggiorando ma non sta migliorando, quindi con tutti gli aerei e tutte le tecnologie che abbiamo non si riesce a spegnere questo vasto incendio. Purtroppo sono morti centinaia, migliaia di animali, diciamo così, ragazzi, in questo incendio, e adesso continua a bruciare in questo momento mentre facciamo questo video, quindi la situazione è peggiore di quello che si poteva pensare. Quindi stanno cercando di far piovere artificialmente, così possono spegnere questo incendio, diciamo, gigante, perché se no altra soluzione non c'è, anche perché c'è un forte vento che aumenta, diciamo, la forza delle fiamme, quindi un casino veramente. Quindi ho fatto questo aggiornamento, ragazzi, la situazione è peggiorata in Artico, in Siberia continuano gli incendi, quindi non si è fermato nulla e si parla di oltre 50 megatonnellate di biossido di carbonio che è andato nell'aria. Quindi sono ad emissioni annuali di una nazione che è stata fatta in una settimana, ragazzi, e sta continuando. Quindi penso che avrà un impatto a livello globale sul pianeta proprio, non sulle nazioni. Quindi si rischia davvero, non so cosa, ragazzi, ma non credo che sia un fatto buono. Quindi ragazzi, vi aggiornerò sulla situazione, anche se secondo me qua aumenteranno milioni di ettari, invece di 4 secondo me ne arriveranno 5, perché per il momento brucia ancora l'Artico. Ragazzi, vi auguro buona domenica, un buon risveglio a chi si risveglierà fra poco e anche a chi già sta sveglio. Qui a Salerno il tempo per adesso è normale, cioè non fa né freddo né caldo, quindi speriamo bene. Buona domenica a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti.